Amici di Fanner, appassionati del grande calcio a 5 nazionale, è tornata finalmente la Coppa Italia al Pala Tarquini, dove l'Ardenza Ciampino inizia il suo girone contro il Venafro. È forte il tifo del pubblico, le due squadre si giocano tutto o quasi in questa prima giornata della fase ai gironi, cominciata in ritardo rispetto agli altri per le decisioni del giudice sportivo riguardo la posizione dell'Olympus. I due capitani si stanno scambiando i saluti, allora andiamo con la lettura delle formazioni per quel che riguarda l'Ardenza Ciampino: Germani, Quagliarini, Mattioni, Baccoli, De Vincenzo, Cucchi, Miranda, Martucci, Capecce, Mattarocci, De Luca e Blasim. Il tecnico è il signor Armando Pozzi. Per quel che riguarda invece Scarpitti del Venafro: Riccitello, Palumbo, Valvona, Giglio Fiorito, Nardolillo, Laudadio, Prete, Labella, Antonio Russo, Carlo Russo, Keita e Valletta. Squadre schierate in questo momento in campo, entrambe le formazioni vengono da una vittoria nell'ultimo match. Un po' in calo l'Ardenza Ciampino nel girone di ritorno, invece il Venafro occupa la stessa identica posizione del girone d'andata. Il Venafro attaccherà da sinistra verso destra in maglia bianca, calzoncini e calzettoni completamente bianchi. Per quel che riguarda invece l'Ardenza Ciampino, maglia gialla, calzettoni a bande giallo-nere e calzoncini neri. Quintetto titolare del Ciampino con Blasim, Capecce, Baccoli, Quagliarini ed Enzo De Vincenzo. Per quel che riguarda invece gli avversari del Venafro abbiamo Riccitiello, con il numero 2 c'è Palumbo, il numero 11 ovvero Valletta in posizione di battuta. Assieme a Valletta c'è il giocatore con la maglia numero 9 Antonio Russo e a sinistra c'è il giocatore con la maglia numero 4 Giglio Fiorito. È proprio lui che manovra il primo pallone per la squadra ospite. Lo scambio con Valletta, ancora Giglio Fiorito, prova a girarsi, Baccoli ci arriva, la palla esce all'altezza di metà campo e c'è la rimessa laterale per il Venafro, che cerca subito quindi di impostare il gioco. Il Ciampino si raccoglie dietro la metà campo con De Vincenzo che va in pressione ma è da solo, infatti arreta De Vincenzo, rischia di perdere l'uomo, ci va De Vincenzo, bravo nella fase di copertura. Il pallone per Giglio Fiorito è fuori misura, la palla quindi esce. Discreto pubblico al Pala Tarquini, dove lo scorso anno si sono vinti i playoff e dove si è arrivati a sbattere contro il Cisternino per quel che riguarda la Coppa Italia regionale. Attacca il Venafro, fuori misura il passaggio del capitano Palumbo verso Giglio Fiorito. Sfera fuori e dunque possesso per il Ciampino, che può finalmente impostare la manovra in maniera pulita. È la prima volta, va a Baccoli che scambia con l'ultimo degli Scapecce, da Capecce a Quagliarini. Ancora a Baccoli, il giocatore di Latina, da per Denis Capecce che punta l'avversario, va sul destro Capecce, non ha spazio per il tiro, da per Baccoli che è tutto mancino, infatti con la suola da per Capecce e poi Quagliarini in posizione di ultimo, non può rischiare, Quagliarini mette via il pallone. E a proposito di ultimi, quest'oggi il Ciampino è in difficoltà in quel ruolo, infatti ci sono due squalifiche, sia Terlizzi che Giuliani, non solo del match. E tutto ovviamente a vantaggio del Venafro, che ora attacca sulla sinistra con Russo che non controlla il pallone, la sfera esce, rimessa laterale per il Ciampino, ci va Denis Capecce, l'italo brasiliano ex albano, scambia con Quagliarini, il giocatore più esperto della squadra di casa. Enzo De Vincenzo prova a girarsi, poi da per Capecce. L'acquisto di dicembre ancora con Quagliarini, chiede l'1-2, Quagliarini perde il pallone, Baccoli che chiedeva lo scambio a Capecce, due non si capiscono, dunque può manovrare ancora Capecce sulla sinistra per Enzo De Vincenzo, posizione preferita del numero 10, rientra sul destro, poi dal centro per Baccoli che apre il Quagliarini, mette in mezzo per De Vincenzo e viene murato dal numero 11 del Venafro, Valletta. La palla va fuori, la rimessa laterale per il Ciampino che resta in attacco, fronte sinistro d'attacco della squadra di mister Armando Pozzi. Sul pallone è andato Denis Capecce, lo scarico è all'indietro per Baccoli che stoppa il pallone, poi dall'indietro per Capecce. Baccoli fa movimento, blocco di Baccoli, va a calciare Capecce, vede all'ultimo il pallone Riccitiello, il pallone termina comunque abbondantemente alto sopra la porta del numero 1 degli ospiti, che ora cerca la palla lunga direttamente per Valletta, fuori misura il suo passaggio,
sfera fuori, Quagliarini mette in gioco rapidamente per De Vincenzo, lo scambio indietro per Capece, poi Bacoli rientra sul sinistro, Capece è tutto destro, infatti va a cacciare Capece, cerca di ripetere il risultato del gol che è avvenuto per lui proprio sabato scorso con una bellissima doppietta però dall'angolo sinistro del campo nella porta opposta contro l'Atlante Grosseto. Lo stesso Capece da De Vincenzo, rientro De Vincenzo, va a calciare, viene murato, grande ritmo del Ciampino, poi Capece in due tempi, Riccitiello che poi lancia lungo il pallone, è schiacciato il Venafro che prova a uscire, palla al piede, perde la sfera pericolosamente, poi lancia lungo il colpo di testa, ci arriva Blasime che non si fa intimorire da Gigio Fiorito che tentava di scavalcarlo con un lob di testa e quindi imposta il Ciampino. Capece, Bacoli, ancora Capece, perde il contrasto, Gigio Fiorito in ripartenza, fa tutto da solo Gigio Fiorito, va a calciare, colpisce con la gamba troppo larga il pallone che termina quindi fuori, la rimessa dal fondo è per Blasime che gioca per Capece, ripiega all'altezza dei 15 metri il Venafro e si fa difficile per il Ciampino trovare i varchi giusti. Denis Capece guarda Quagliarini, movimento di Quagliarini, contromovimento, rischia perché si mette spalle alla porta, infatti il pallone per Valletta che ha dato a Palumbo, il capitano dà ancora a Valletta, si abbassa Russo e infatti riceve lo scambio con Gigio Fiorito, fuori misura il passaggio di ritorno, palla fuori, Bacoli, De Vincenzo, Bacoli, Capece cerca Bacoli, il movimento era più che giusto, poi Quagliarini va a chiudere, riceve un calcio Valletta che rimane a terra, pallone fuori, Quagliarini ha impattato sul pallone e poi involontariamente sull'avversario, si sta lamentando intanto Palumbo con l'esperto giocatore del Ciampino e anche il capitano che sabato ha riposato anche lui per squalifica. La rimessa laterale per il Venafro, anzi per il Ciampino che restituisce il pallone al Venafro, il lancio lungo per il contrasto di Bacoli che riceve ancora una volta il pallone. Ottima la partita di Bacoli, il più positivo dei suoi sabato contro il Grosseto, praticamente quasi tutti i minuti. Quagliarini va sul mancino, Quagliarini, la palla rimane lì, la rigioca rapidamente Riccitiello, si distende adesso il Venafro con Gigio Fiorito, cerca il passaggio in verticale, Quagliarini fa buona guardia chiudendo l'avversario, ottenendo anche la rimessa laterale o forse dal fondo, è rimessa dal fondo, infatti ci va Blasime, si riabbassa il Venafro, la bella in posizione di pivot è all'altezza della metà campo, Capece, Bacoli, Denis Capece, avanza Capece, chiede lo scambio a De Vincenzo che tagliava verso il centro, i due non si capiscono, rimane alto il Ciampino, questa volta in pressione per il Venafro, si fa complicato giocare il pallone sul quale arriva Bacoli, la palla esce, rischia qualcosa Bacoli, sfera fuori e potrà rigiocarla Valletta che ha dato a Palumbo, Gigio Fiorito, di nuovo Valletta, Gigio Fiorito, lo cercano continuamente i giocatori del Venafro, Palumbo chiuso da Enzo De Vincenzo, la palla fuori, rimessa laterale per il Venafro, Gigio Fiorito, Palumbo, di nuovo Gigio Fiorito, la palla lunga chiesta, esce molto bene Blasime, una soluzione cercata da Pozzi nelle ultime settimane, quella di tenere il portiere molto alto e pronto all'uscita quando si fa la pressione nella metà campo avversaria. Palumbo ha qualcosa da dire a De Vincenzo, si resta fermi, adesso si gioca con Valletta, la palla cercata per la Bella, termina fuori, 4:45 sul cronometro di tempo effettivo, sempre 0-0 tra Ardezza Ciampino e Venafro. Quagliarini, Bacoli, Cucchi, i due giocatori del Latina scambiano, poi Mattarocci cerca nuovamente Cucchi che colpisce al volo, ha cambiato 3 del
nel quintetto titolare Armando Pozzi, ha inserito Mattarocci in posizione di pivot, c'è Cucchi come laterale destro, Bacoli va a fare l'ultimo e Quagliarini il laterale sinistro. Adesso Quagliarini che rimane in posizione offensiva, Mattarocci va in pressione, Bacoli, grande esperienza, la palla è per Blasim, non la vuole perdere Blasim, la gioca corta per Cucchi, anche lui non la vuole perdere e dà per Bacoli che non ha lo scarico laterale, comunque lo scarico arretrato per Quagliarini. Applausi per il Ciampino che non vuole buttare il pallone, Bacoli lo fa però con un lancio lungo verso Mattarocci che stoppa di petto, poi Quagliarini arriva sul pallone, colpisce la sfera, il rilancio poi di Riccitiello, intercetta la Bella, rischia il pallone perso, il Vainafro, c'è forse un retropassaggio, si continua a giocare con la Bella che stoppa davanti a Blasim, la Bella lo salta, la Bella, Blasim interviene. Bacoli prova a ripartire col Ciampino che ha l'uomo in più in questo momento, è rimasto in attacco la Bella, Bacoli perde il pallone e rischia su Giglio Fiorito, ancora Bacoli all'indietro per Cucchi che spazza addosso all'avversario, la palla quasi esce, poi di nuovo con grinta il Ciampino, la palla va fuori, si accende il match, l'occasione per il Vainafro, intanto rimane a terra Bacoli. Nel precedente intervento ha spazzato via il pallone per poi subire l'arrivo dell'avversario, vediamo che fa il cenno che gli si è girata la caviglia, rimane forse in campo Bacoli, no è cambio, esce il numero 8 ed entra Di Luca, anche lui giocatore molto difensivo, Giglio Fiorito, Palumbo, Veronica di Palumbo, perde il pallone con Cucchi, Cucchi può scaricare per De Luca, lo fa, De Luca la traversa piena. Il Ciampino sta alzando il tiro, ha avuto un'occasione, la prima del match, ha risposto al Vainafro, sul punto di battuta ci va Miranda, il capitano della Lazio, campione under 21 della passata stagione, mette in mezzo il pallone, viene però murato, c'è una rimessa laterale dalla stessa posizione, sempre per il Ciampino, sempre Antonio Miranda sul pallone, occhio a Cucchi e occhio a De Luca, fanno tutti il movimento, la palla è comunque dentro, non c'era possibilità di schema e quindi ha preferito non buttarla Mattarocci, poi De Luca blocca correttamente l'avversario, la gioca per Cucchi, Cucchi per Miranda scambia con De Luca, prodotto del vivaio del Ciampino, De Luca, Cucchi, Miranda, Cucchi, Mattarocci, si alza la pressione del Vainafro, Giglio Fiorito va a chiudere e riconquista un po' pallone, Giglio Fiorito è da solo, non riesce a metterla in mezzo, ci arriva il Ciampino, poi con De Luca che tocca per Cucchi, porta in contropiede da solo Cucchi e poi viene chiuso da Palumbo, ma la palla è per Miranda che dà per Mattarocci, Mattarocci su Cucchi, risponde il portiere avversario. E ora sono due le occasioni per l'Ardenza Ciampino, ma si rimane sullo 0-0, il Vainafro regge e prova la pressione offensiva alta verso gli avversari, ora Blasim esce, tocca con il petto, la palla va fuori, si lamenta Blasim perché De Luca si tarda ad arrivare sul pallone, la conclusione di Piattone poi tentata da Valletta, poca attenzione del Ciampino in questa occasione, si arrabbia molto Blasim, si arrabbia anche Armando Pozzi. Blasim da per Mattarocci, Miranda, De Luca, Miranda, Mattarocci, De Vincenzo, De Luca, Miranda, De Luca per Mattarocci, avanza Mattarocci, cerca lo spazio sulla destra, prova la conclusione in diagonale, De Vincenzo non arriva, però la ripartenza poi il Vainafro che viene subito pressato dal Ciampino, Giglio Fiorito spazza in avanti e perde il pallone. Buoni minuti iniziali del Ciampino, 7:30 sul cronometro, ma si resta sullo 0-0. Il Vainafro sta facendo la partita preparata probabilmente in settimana, attende Castellani e spera che la furia dal punto di vista del pressing termini prima o poi. Ciampino di solito ha un calo nel secondo tempo. Palumbo cerca Giglio Fiorito, la palla è fuori misura e Mattarocci la può controllare. Capecce cerca De Vincenzo che da pivot prova ad accorciare, buono il movimento di Valletta. Pozzi chiede a Mattarocci
delle condizioni fisiche. Fa segno di ok Simone Mattarocci, che ora arretra, cerca spazio per ricevere il pallone. Si va da Capecce, che potrebbe aprire Mattarocci, lo fa. Mattarocci cerca il riferimento laterale di Miranda, che infatti si allarga. Anche De Vincenzo si allarga dalla parte opposta per ricevere il pallone, lotta con Palumbo. De Vincenzo si gira fronte alla porta, non riesce a combinare in fase d'attacco, quindi Capecce per Miranda. Ancora Capecce, Miranda, Denis Capecce, scambia con Mattarocci, c'è un fallo fischiato a Palumbo su Enzo De Vincenzo, marcatura troppo stretta del numero 2, si lamenta Palumbo, che infatti si prende il cartellino giallo, esagera nelle proteste. Il numero 2 si gira e si prende il giallo. E per l'Ardenza Ciampino sul punto di battuta c'è Bacoli, chiamano Schiama Bacoli. Due uomini sui pali sono Capecce e De Vincenzo. Mattarocci rimane corto a sinistra. Attenzione a De Vincenzo, che potrebbe abbassarsi e mettere il pallone in mezzo, invece va a fare opposizione, prova ad andare Bacoli, c'è un tocco da parte di Valletta, chiama l'altro Schiama Bacoli, andrà proprio il numero 8 col suo sinistro. Occhio a Capecce, che potrebbe essere liberato, e così va Capecce col destro, murato da Antonio Russo. Sempre Bacoli, inserimento di Mattarocci, il tocco è per Capecce, che prova ad andare sul secondo palo, riconquista Capecce, la palla attraversa tutta l'area e poi esce Gigio ferito, stanchissimo il numero 4, entra Nardolillo, il Citiello proprio per Nardolillo. Numero 5 non è in partita e si vede, sbaglia verso Palumbo, un po' intimorito dalla pressione alta dell'Ardenza Ciampino. Bacoli, c'è Quagliarini sul lato opposto del campo. Bacoli, il tocco è per De Vincenzo, passano i secondi alle reti del vantaggio dell'Ardenza Ciampino. Si è sentito un fischio, il gol di Enzo De Vincenzo, che dunque porta sull'1-0 i Castellani. Proteste da parte del Venafro, c'è stato un fischio da parte del direttore di gara prima del gol di Enzo De Vincenzo. Palla persa del Venafro, che ora si trova in una brutta situazione, quella di subire ancora la pressione del Ciampino dopo 8:33 sul cronometro. 1-0 dell'Ardenza Ciampino. Quagliarini, Enzo De Vincenzo, si accentra De Vincenzo, da lì può far male e infatti prova il destro. Valletta lo mura, poi al compagno, ma Capecce intercetta, quindi Bacoli centrale per De Vincenzo, si può girare De Vincenzo, prova col mancino, non è il piede preferito, la palla esce, il Cidiello la rigioca rapidamente per Valletta. Quagliarini va a scivolare sull'avversario, è intervento da dietro, il direttore di gara lo giudica falloso, arretra quindi Quagliarini. Palumbo, Nardolillo scambia con Antonio Russo, Nardolillo, Valletta, Palumbo, Nardolillo, Capecce in anticipo sul Russo, che conquista anche la rimessa laterale di Capecce. Gioca a Bacoli per Capecce, Bacoli, e ora senza riferimento offensivo di Enzo De Vincenzo. Per il Ciampino è sicuramente un gioco diverso, anche se Quagliarini va alla conclusione, che va di mezzo metro fuori rispetto alla porta difesa da Riccitiello. Lo stesso numero 1. Gioca a lungo il pallone, Cucchi fa scorrere, la palla esce, quindi Blasim per Cucchi. Bella palla centrale per Bacoli, lo scambio dei due, poi si va da Quagliarini. Bacoli, lancio lungo per Quagliarini che non va a staccare, Valletta fa posizione con il corpo, si continua a giocare, lo stesso Valletta si ferma.
attende l'avversario Valletta, bel gesto il numero 11. Palumbo, scambio rapido con Nardolillo, Quagliarini fa scorrere fuori il pallone, rimessa laterale per il Ciampino. Siamo a metà del primo tempo, 10:02 sul cronometro, sempre 1-0 per l'Ardenza Ciampino, gol di Enzo De Vincenzo. KC, Quagliarini, Baccoli, Quagliarini, una finta di Quagliarini, passa Nardolillo, c'è forse un tocco, è calcio d'angolo per l'Ardenza Ciampino e occhio a questa occasione, sui calci piazzati il Ciampino è sempre molto pericoloso, forse Baccoli liberato al tiro, la palla è all'indietro proprio per lui, ma Valletta intercetta, aveva capito tutto male il blocco portato da Denis Capecce che va a battere in questo caso la rimessa da per Baccoli, quindi per Cucchi, chiede lo scambio a Capecce, va sul destro Capecce, prova la conclusione, non aveva spazio il numero 16, la palla va fuori, time out chiesto dal Venafro e per noi 1 minuto di pausa. Time out terminato, sta per riprendere il match qui al Pala Tarquini dove l'Ardenza Ciampino è in vantaggio per 1-0 sul Venafro in questa prima partita della fase gironi di Coppa Italia di Serie B. Il Venafro può rimettere in gioco il pallone per cercare di recuperare la rete di svantaggio segnata da Enzo De Vincenzo. Principiello, il lancio lungo a cercare Palumbo, si scontra con Baccoli, il colpo di testa del numero 8, c'è rimessa laterale per il Venafro, il Ciampino decide di attendere adesso l'avversario. Nardolillo, Gio Fiorito, Nardolillo, si alza Cucchi, si alza il pressing del Ciampino. Palumbo, lancio lungo per Keita che stoppa da per Nardolillo, ancora Nardolillo lotta, ci sono in due su di lui, gli soffiano via il pallone, Baccoli poi spazza la palla cercando il tocco dell'avversario, rimessa laterale, l'andrà a battere Gio Fiorito. Nardolillo cerca Keita, Keita si gira, Keita! 1-1 del Venafro al primo pallone toccato, Keita fa male agli avversari ed è il gol del pari degli ospiti. Colpito a freddo il Ciampino dopo il time out, ha subito la rete di Keita. Cucchi, Mattarocci, Cucchi, Baccoli, Capecce, Mattarocci, arriva con ritardo sul pallone, quindi Capecce, Cucchi, Baccoli, Capecce, punta Keita, da Mattarocci, ancora Denis Capecce, Mattarocci, Baccoli, Cucchi, di nuovo Yuri Baccoli, Cucchi, con il movimento va via, Denis Capecce da per Baccoli, salta secco Keita, Baccoli che poi vince il contrasto, ancora Baccoli con la suola, Keita torna su di lui, Keita nonostante la mole sa piazzarsi il numero 10 in campo. Capecce, Cucchi, Mattarocci, Cucchi, Capecce, perde il pallone Capecce che però poi vince il contrasto, può andare in 3 contro 2 Capecce, apre per Mattarocci che mette in mezzo col sinistro, non è l'ultimo a toccare, rimessa laterale per l'Ardenza Ciampino, andrà Baccoli sul pallone, fa movimento Mattarocci, fa movimento Cucchi, Cucchi mette in mezzo il pallone, Baccoli poi vince il contrasto con Keita, ottiene ancora la rimessa laterale, il numero 8 rapidamente per Capecce, un po' lento il Ciampino a rimettere in gioco il pallone, Capecce va con la conclusione, osserva Rincipiello che il pallone esca con molta sicurezza, poi chiama lo schema numero 2, si stacca Palumbo, Keita prova a fare sponda, finisce addosso all'avversario, si continua a giocare con Mattarocci che potrebbe dare a Cucchi, si rialza Baccoli, entra Quagliarini, Baccoli, Cucchi si gira in un fazzoletto, non riesce però il dribbling e va detto che da quando il Ciampino perde Enzo De Vincenzo davanti o è costretto a farne a meno per dargli minuti di riposo, diventa sicuramente molto meno pericolosa in avanti. Intanto Keita commette fallo su Quagliarini, il numero 10 accorcia,
della propria metà campo. Quagliarini per Cucchi, Bacoli, no Bacoli, Mattarocci, Bacoli, si alza il pressing del Venafro, rischia il Ciampino, Bacoli prova a fare tutto da solo, se ne va, Nardolillo va a chiudere poi la linea del movimento, rimessa dal fondo per Riccitiello, Palumbo, Gio Fiorito, il lancio lungo a cercare Keita, in due però su di lui, è difficile stoppare il pallone per il numero 10 che poi accorcia. Quagliarini, Bacoli, Mattarocci, Bacoli, Mattarocci, di nuovo il Ciampino combina, si abbassa De Vincenzo che è rientrato, infatti a lui danno il pallone, ma è subito forte la marcatura di Gio Fiorito, De Vincenzo scappa, prova a saltare Keita, lo salta con sinistro poi De Vincenzo, il pallone però era già abbondantemente uscito, ma c'è gamba tesa e la palla è per il Ciampino, è stato fischiato il fallo a Keita, inizialmente era vantaggio, il direttore di gara ha ravvista questo, calcio di punizione per l'Ardezza Ciampino e occhio al piazzamento dei giocatori di Pozzi. Capecce è pronto a battere, la punizione è in diretta di seconda, quindi ricordiamo che deve esserci un tocco perché il pallone entri. Capecce cerca addirittura il colpo di testa di Cucchi che poi esce, lascia spazio a Quagliarini, entra anche Mattarocci al posto di Capecce, un quintetto decisamente più offensivo questo con Mattarocci e De Vincenzo. Bacoli l'altro laterale, ultimo è Quagliarini. Time out chiamato adesso da mister Armando Pozzi e noi sull'1-1 torniamo in pausa. Termina il time out, sta per riprendere il match con Blasin che gioca per Bacoli, ha dato indicazioni Pozzi ai suoi giocatori. Ora De Vincenzo sempre a fare profondità, prova a girarsi e pesca l'incrocio dei pali da posizione impossibile. Ha osservato il pallone Riccitiello che ha scheggiato proprio l'incrocio da posizione molto complicata. Enzo De Vincenzo che già è andato in gol per la rete valevole l'1-0 dell'Ardezza Ciampino. Ora Keita se ne va a Bacoli, perde il pallone, ripartenza del Ciampino, De Vincenzo punta all'uomo, De Vincenzo va da Mattarocci che tarda il momento del servizio, poi Bacoli arriva sul pallone troppo sotto la sfera per il numero 8. Gio Fiorito, Nardolillo, Gio Fiorito stoppa con il petto, non c'è spazio, Nardolillo, Palumbo, Gio Fiorito, spazio Keita che stoppa il pallone, ancora Keita, calcia forte al lato, sposta sempre prima l'avversario Keita prima di ricevere il pallone e anche un difensore esperto come Quagliarini ha perso metri in questo caso. Rientra De Luca assieme a Denis Capecce, Capecce, De Vincenzo si gira, De Vincenzo può metterla in mezzo, De Vincenzo tocca con il tacco Riccitiello, c'è l'angolo per il Venafro, anzi per il Ciampino, scusate. Blocchi a favorire De Vincenzo, ma la palla è sbagliata, poi Quagliarini calcia fuori. Pronto a rimettere in gioco il pallone Riccitiello. Il lancio lungo del portiere a trovare Palumbo, è in ritardo De Vincenzo, Palumbo di controbalzo e occhio alla ripartenza del Ciampino, condotto da De Vincenzo, un 3 contro 2, Enzo De Vincenzo da sinistra per De Luca che rallenta la manovra, punta l'avversario De Luca, lo guarda negli occhi, poi all'indietro per Quagliarini che apre per Denis Capecce, si abbassa De Vincenzo, Capecce prova la conclusione, cerca la soluzione personale che tanto bene gli è riuscita sabato scorso con l'Atlante Grosseto. Si resta sull'1-1. 5-19 al termine del primo tempo. Quagliarini mette in mezzo, De Luca raccoglie, prova la conclusione col mancino, sporca, quindi De Vincenzo cerca il tacco da posizione impossibile, suolata di Nardolillo ad aprire per Gio Fiorito, ripartenza tentata dal Venafro con Palumbo che perde il pallone, la ottiene De Luca che dà a De Vincenzo, a lui la qualità per puntare l'uomo e per andare alla conclusione, deve andare poi da Quagliarini che alza troppo il tiro, palla fuori, rientra Valletta, esce Palumbo, Riccitiello
giocare il pallone. Per Gio Ferito, il tocco per il numero 7, ne è entrato ovvero Prete, che perde il pallone, maschia, chiusura difensiva di De Luca. Coiarini lascia il spazio a Miranda, Capecce dà per De Vincenzo, spalle la porta Enzo De Vincenzo, se la porta sul destro, De Vincenzo tocca col piede Riccidiello, ed è davvero l'arma in più, se non l'unica arma in questo momento offensiva dell'Ardenza Ciampino. Enzo De Vincenzo, Capecci lo cerca nel servizio corto, ma era già andato sul secondo palo il numero 10, che poi chiede scusa al compagno ex albano. Valletta, Gio Fiorito, profondità da parte di Prete, ma è sbagliato il servizio di Gio Fiorito, il pallone va fuori e allora De Luca per Miranda, Capecce, uno sguardo in mezzo, il tocco di punta per Miranda, la suolata poi di De Luca che porta il pallone. Capecce, De Vincenzo con le mani, molto bene Gio Fiorito che resta in marcatura sul numero 10, ormai è uomo Gio Fiorito su Enzo De Vincenzo. Capecce, si stacca De Vincenzo, cerca di arrivare sul pallone, bravissimo Valletta poi a contrastare l'avversario assieme a Gio Fiorito, quindi Capecce all'indietro per Blasim, costretto al lancio lungo, anzi no, il tocco corto per De Luca che non si aspetta il pallone, bravo in due tempi poi a controllare, andare a De Vincenzo che può girarsi, De Vincenzo va via, da per Miranda, murato Miranda dall'intervento di Nardolillo, angolo per l'Ardenza Ciampino che rialza il tiro. 3:46 al termine del primo tempo, sempre 1-1 qui alla Pala Tarquini. Antonio Miranda, De Vincenzo parte sul primo palo, la palla è per lui, Miranda poi all'indietro per De Luca, controlla un pallone difficile, rischia di perderlo, quindi Capecce butta via la sfera, costretto all'intervento senza fronzoli Denis Capecce, si trovava scoperto il Ciampino e allora Riccidiello, Gio Ferito, Valletta, De Vincenzo con rabbia sul pallone, Riccidiello, non c'è scarico centrale del pivot e fa fatica il Venafro, ora la sponda di Russo, De Luca fa scorrere fuori il pallone, Prete poi si scontra con la panchina del Ciampino, si riprende il numero 7, Capecce, Miranda, Denis Capecce, De Luca, di nuovo Miranda per Denis Capecce, De Vincenzo a uomo Gio Fiorito senza far respirare il numero 10 che riceve il pallone, ancora Gio Fiorito a uomo, bravissimo Gio Fiorito, gli porta via il pallone che esce secondo il direttore di gara. Ormai è un duello box and one da parte del Venafro che rimane a zona con i tre uomini che vedete inquadrati, a uomo invece De Vincenzo con Gio Fiorito praticamente a tutto campo, infatti il pallone era verso di lui, la palla esce, possesso per il Venafro, Valletta in fase di impostazione, scarico d'esterno molto bello per Russo che poi dall'indietro a cercare Gio Fiorito, l'idea non era assolutamente male, sì, la misura del passaggio, De Vincenzo lascia a Capecce, Bacoli, Mattarocci, Capecce, Bacoli, Mattarocci, dai al centro Mattarocci, Capecce, cerca Bacoli, Valletta chiude la linea di passaggio centrale, sempre Valletta, non vuole buttare via il pallone, rischia tantissimo, la palla poi arriva Russo a De Vincenzo successivamente, ma ci mette i piedi Riccidiello. E come al solito mai spazzare il pallone centralmente se non si è sicuri da sinistra o da destra, grosso errore di Valletta che poteva costar caro al Venafro, si rimane comunque sull'1-1. 2:23, la palla è un po' corta per Gio Fiorito, per Prete, scusate, che con la sola poi da per Russo. Blasimè, lancio lungo a cercare De Vincenzo, di testa De Vincenzo,
grandissima risposta di Riccitiello. E questa è una grandissima parata da parte del portiere che istintivamente ha preso il pallone. Intanto Gigio Ferito ha qualcosa da dire proprio al suo compagno, che è arrivato corto sul pallone nell'unico cambio di marcatura fin qui effettuato dal Venafro. Capecce, Bacoli, Capecce, De Vincenzo spara la porta, non riesce nel controllo, ha osservato il movimento dei compagni dando per stoppato il pallone. Errore di De Vincenzo, poi lancio lungo per Gigio Ferito che stoppa nella zona laterale, la palla poi per Russo, Russo conclude, sfera che va fuori. Il corretto era Prete che aveva stoppato il pallone dato poi a Russo. La rimessa laterale per il Venafro. 1:51 al termine del primo tempo, sempre 1-1 tra Ardenza Ciampino e Venafro in questa prima giornata di fase gironi di Coppa Italia di Serie B. Valletta all'indietro, perde un brutto pallone, 2 contro 1 di Mattarocci. De Vincenzo potrebbe servire, De Vincenzo lo fa, De Vincenzo col piattone, Riccitiello con il piede, poi Gigio Ferito a proteggere la sfera, a cercare forse il fallo, a cercare un uomo, non riesce. La suolata bellissima per Russo che perde un altro pallone, quindi Bacoli, Capecce, Mattarocci va sul sinistro, Mattarocci salta l'avversario fortunosamente, mette in mezzo De Vincenzo, buca la conclusione, riesce De Vincenzo. Rientra Cucchi al suo posto. 1:27 alla sirena di metà partita. Gigio Ferito, Prete, Valletta, Gigio Ferito, lancio lungo per Prete che stoppa il pallone in 2 su di lui. Ottiene il massimo, cioè la rimessa laterale il Venafro. Valletta cerca la conclusione che sarebbe finita probabilmente in rimessa laterale. Ottiene il calcio d'angolo il Venafro con Gigio Ferito che chiama lo schema a Prete. C'è forse un blocco per Gigio Ferito in questo caso. Valletta, infatti è così. Gigio Ferito stoppa ancora per Valletta, ci arriva Cucchi, molto dinamico il numero 11 che rischia tantissimo in questo caso. Ancora Cucchi, tunnel all'avversario, perde poi il pallone, Valletta da per Russo che prova a girarsi in un fazzoletto, quindi Mattarocci, ripartenza con Cucchi, fronte al portiere, Cucchi, Matteo Cucchi, 2-1 dell'Ardenza Ciampino. In ripartenza segna il giocatore di Latina ed è di nuovo vantaggio per gli uomini gialloneri. Caparbia l'azione di Matteo Cucchi, tutti si complimentano con lui, ha lottato all'altezza del suo calcio d'angolo, è ripartito spaccando a metà la difesa avversaria e poi saltando anche il portiere, mettendo in mezzo con il suo sinistro. 2-1 Ciampino, 42 secondi al termine del primo tempo. Valletta, Palumbo, Russo, Palumbo, Valletta, salta Mattarocci secco, Valletta va sul mancino, Valletta poi si ferma, raddoppio di Cucchi. Rimessa laterale per il Venafro che vuole chiudere in attacco, già battuta, ma c'è cartellino giallo per Mattarocci. Aveva ostruito la rimessa laterale il numero 22. E allora Valletta, occhio a Palumbo che fa lo scarico per Prete, ma arriva in ritardo il tocco di Valletta. Valletta mette in mezzo il pallone, non tocca nessuno e non è valido il gol in questo caso. Blasimme, lancio lungo per Mattarocci, colpo di testa perfetto questa volta di Prete che non sbaglia l'anticipo sull'avversario. Capecce salta l'avversario con una magia esterno della rete del numero 16, 20 secondi al termine. Riccitiello, Valletta, difficile il pallone per il numero 11, poi uno spintone di Russo su Quagliarini, Capecce, fallo di Valletta, molto ingenuo il numero 11 che poi si lamenta proprio con Denis Capecce che si rialza. 9 secondi al termine, sempre 2-1 per il Ciampino. Quagliarini tocca per Capecce,
Scorre il tempo, Mattarocci, ultimazione offensiva, Mattarocci sul secondo palo per Quagliarini che non arriva. Aveva fatto tutto il campo a Quagliarini, ha chiesto di aspettare per il passaggio che arriva con mezzo secondo d'anticipo di Mattarocci. Scorre il tempo, Palumbo, il lancio lungo che termina fuori, arriva la sirena, termina 2-1 il primo tempo tra Ardenza Ciampino e Venafro che vanno negli spogliatoi. Si riparte dal 2-1 dell'Ardenza Ciampino sul Venafro, maturato nel primo tempo di questa prima partita della fase gironi di Coppa Italia di Serie B. Il Ciampino attacca da sinistra verso destra in maglia gialla e calzoncini neri, risponde il Venafro, gli ospiti in divisa completamente bianca con inserti nero e azzurri. Tutto è pronto perché ricominci il match. Le reti del primo tempo del Ciampino da parte di De Vincenzo, pareggiato momentaneamente da Keita, e poi successivamente quella di Matteo Cucchi a un minuto dal termine a riportare avanti l'Ardenza Ciampino. Una partita decisamente complicata dal punto di vista dei spazi, dei pochi spazi lasciati dal Venafro. Quagliarini, Bacoli cerca De Vincenzo che si gira, De Vincenzo va a concludere, De Vincenzo buca le mani a Riccitiello, Enzo De Vincenzo, doppietta per il numero 10 e doppio vantaggio per l'Ardenza Ciampino. Grande rete di De Vincenzo, qualche complicità da parte di Riccitiello, ha calciato dove insegnano i grandi preparatori dei portieri, ovvero sopra la testa del portiere avversario. L'unico punto in cui si arriva con qualche istante di ritardo da parte degli estremi difensori e non ha potuto fare nulla Riccitiello. Ora Quagliarini va a chiudere spazzando via il pallone. Prete, Palumbo, Gio Fiorito, perde il pallone Gio Fiorito, poi lo riottiene dandolo alla Bella. Ancora Gio Fiorito, va via Gio Fiorito a Mattarocci, si ferma, va sul sinistro, tocca a Mattarocci, non c'è fallo, si continua a giocare. Prete chiede l'1-2 perfetto a Palumbo, Prete! Il Venafro la riapre subito, 1-2 pazzesco in questo inizio di secondo tempo. Sono passati solo 44 secondi, siamo 3-2. Vanificata la rete di Enzo De Vincenzo di questo inizio ripresa. Ci ha pensato Prete, perfetto l'1-2 con il compagno. Bacoli, Mattarocci, Quagliarini, De Vincenzo guadagna metri, butta Palumbo, De Vincenzo, Riccitiello respinge solamente con le mani e poi la Bella non la vuole perdere. Di nuovo la Bella deve mettere via il pallone, interviene Mattarocci, la porta sul mancino, Mattarocci può andare col destro, Mattarocci sotto la tribuna del Ciampino, segna il 4-2 dei Castellani in 1 minuto e 10 secondi, 3 reti in questo secondo tempo. Inizia nel migliore dei modi questa ripresa dal punto di vista dello spettacolo. Salgono i cori del Ciampino, tornato sul doppio vantaggio con la rete di Mattarocci che ha risposto a Prete. Gio Fiorito, la Bella perde il pallone, Mattarocci arriva con un tempo di ritardo per cercare di puntare il portiere avversario e dunque la rimessa per il Venafro che va con Gio Fiorito e poi Prete è tutto destro, infatti la porta sul destro, poi all'indietro per la Bella, la palla è già uscita. Blasimme, lancio lungo a cercare Mattarocci, stoppa il pallone Gio Fiorito, quindi Riccitiello, Palumbo, Gio Fiorito, Prete, la Bella, Gio Fiorito, Palumbo chiede lo scambio, Blasimme per Quagliarini, quindi Bacoli ha un po' di spazio, Bacoli si porta avanti il pallone, lo perde, Prete lo riconquista, punta Quagliarini, resiste fisicamente Quagliarini, ma c'è un fallo fischiato al numero 3 dell'Ardenza Ciampino. Quagliarini chiede delucidazione al direttore di gara, mentre rientra Keita ed esce, anzi rientra Valletta ed esce la Bella.
Gio Fiorito, altezza della 3/4 del Ciampino. Due uomini rimangono bassi dietro la linea del pallone. Forse va a fare blocco Palumbo, infatti Bacoli è preoccupato di questa azione difensiva e la palla arriva proprio a Valletta che stoppa col sinistro. Valletta perde il tempo nel tiro, poi Valletta, Blasim tocca con una gamba. Ha letto tutto l'anticipo Bacoli, ma non ha potuto far altro che rimanere in marcatura su Palumbo. Sbaglia a scalare la difesa del Ciampino in questo caso. Valletta, Palumbo mette in mezzo Palumbo, la palla poi per Valletta, tocca addirittura Quagliarini, si arrabbia molto Pozzi. Altro angolo per il Venafro, battuto per Gio Fiorito, si guadagna spazio Gio Fiorito, sfrutta il blocco di Palumbo, poi De Vincenzo su di lui, è un duello per tutto il corso del match, abbracciato De Vincenzo, cartellino giallo sacrosanto per Gio Fiorito. Ritorno in posizione di pivot De Vincenzo, sarà Capecce a battere dopo il cartellino giallo. Capecce, Baccoli, Capecce, Quagliarini, prova a girarsi, non riesce, Valletta, esce Cucchi, al posto di Quagliarini, Palumbo, Prete, Valletta col tacco, un po' leggero il tocco del numero 11, Capecce può mettere fuori, Valletta per Prete, Gio Fiorito, il lancio lungo a cercare Prete, esce Blasim, comodamente fa sua la sfera, la rigioca subito per Denis Capecce, rallenta un po' i ritmi però il Ciampino. Capecce, Baccoli, lancio lungo a cercare Cucchi, Ricitiello, Capecce colpisce con il volto, la palla è però per il Venafro, andrà a giocare Prete per Gio Fiorito, chiede l'1-2 a Valletta che no look dà per Palumbo, sfera fuori, si era alzato rapidamente Palumbo cercando di guadagnare spazio, qualche metro in più, un metro in più per il giocatore con la maglia numero 2, capitano del Venafro. Bacoli, Capecce, Cucchi, Bacoli per Cucchi, ci arriva Cucchi, non riesce a tenere il pallone in campo il numero 11, la palla va fuori, la giocherà Valletta per Palumbo. Palumbo rischia tanto su De Vincenzo, Riccidiello è costretto a lanciare Gio Fiorito che stoppa il pallone magistralmente e poi ottiene anche una rimessa laterale. Lo stesso numero 4 da per Valletta. Prete, Gio Fiorito, ancora Prete, riceve l'1-2, Prete per saltare Blasim che in uscita lo blocca, poi la scivolata di Cucchi a dare a Capecce che prova a partire da solo, occhio che da quella posizione può far male Capecce, lo fermano prima che arrivi alla conclusione, ci ha pensato Valletta. Capecce, Cucchi, Bacoli, ancora Denis Capecce, da Prete, va a concludere Capecce, il palo pieno del numero 16. Gio Fiorito apre bene per Prete che prova ad andare da solo, chiude Bacoli, ha rischiato lasciando qualche spazio a Denis Capecce, la difesa del Venafro. Gio Fiorito prova la conclusione, Capecce intercetta, poi la palla a scavare bene per De Luca che potrebbe aprire il gioco, lo fa verso Bacoli, ancora De Luca, De Luca chiuso dagli avversari, va via De Luca, salta 3 avversari, può aprire per Cucchi, lo fa De Luca, viene però chiuso, poi ancora De Luca per Matteo Cucchi, nuovamente Prete sul pallone, va via Prete, fallo di Yuri Bacoli e chiede scusa al numero 7, cartellino giallo per il numero 8. Altro giallo per la Redenza Ciampino. Valletta, Palumbo, Valletta per Palumbo, Gio Fiorito, è entrato Keita, l'autore della prima rete del Venafro, Blasim, cerca Cucchi, Cucchi prova a saltare Keita, De Luca,
Keita perde l'uomo, infatti Cucchi si abbassa, poi Keita torna su di lui. Capecce per Bacoli, De Luca, Capecce, il tocco per Cucchi che prova a saltare Keita, che in realtà, sapendo della differenza di velocità, ha concesso qualche metro all'indietro all'avversario per poi fronteggiarlo difensivamente una volta giratosi. Giro ferito da per Keita nella sua posizione, prende il campo Keita che poi la perde. Palumbo esagera e perde palla su Capecce, 1 contro 1 di Capecce. Capecce, ci arriva Riccitiello, si è mangiato il gol che chiudeva la partita. Denis Capecce, 1 contro 1. Riccitiello con l'istinto più che con la tecnica ha detto di no. Cucchi, palla dentro, colpisce Valletta, palla che non rimane in campo. Altro angolo per l'Ardenza Ciampino, viene chiamato intanto al cambio Denis Capecce, rientra Quagliarini. Cucchi, De Luca liberato al tiro, erroraggio da parte di Keita in questo caso, che tatticamente concede e molto agli avversari. Riccitiello per Gio Fiorito. Cucchi arriva sul pallone, Cucchi 2 volte, Cucchi che poi chiede la rimessa laterale che è del Venafro. Nardolillo può giocare allora per Gio Fiorito che cerca Keita. Miranda con esperienza lo chiude, quindi Quagliarini chiuso da Valletta, si continua a lottare al centro del campo. Gio Fiorito ha la meglio su tutti, cerca Keita, in anticipo Miranda, se ne va l'ex Lazio, Miranda prova a saltare tutti, Riccitiello ci arriva, superiorità adesso del Venafro con Nardolillo, cerca Keita che tocca e inciampa al momento del servizio verso Gio Fiorito, pallone fuori, si riversa in attacco il Venafro. Valletta, Nardolillo, Valletta, numero 11 da Gio Fiorito che sbaglia il passaggio verso Keita, inciampa al momento del primo movimento. È rimessa laterale per il Ciampino. 13:48 la sirena, 4-2. Blasimme cerca Mattarocci, stoppa col petto, poi Gio Fiorito, la rimessa laterale per il Venafro. Gio Fiorito fa segno ad alzarsi a Valletta. Nardolillo, è da solo Gio Fiorito, poi il tocco centrale per Keita, prende spazio Keita, si prova a girarsi, poi serve Valletta. Gio Fiorito, Keita, si gira Keita, il tocco per Valletta, sul secondo palo Valletta, forse cercava il momento il numero 10, non c'è tocco di nessuno, la palla esce. Blasimme potrà giocare per Miranda, intanto parlottano Pozzi e Quagliarini, chiede il raddoppio Pozzi su Keita. De Luca viene chiuso, rimessa laterale questa volta per il Ciampino. De Luca, Quagliarini, Mattarocci, palla fuori misura per Miranda, la riconquista Keita che prova ad andare via, il tocco per Nardolillo, Nardolillo salta tutti, Nardolillo, Blasimme in uscita, la ottiene e poi la rigioca subito per Mattarocci che punta l'avversario. Mattarocci lo salta secco, non c'è fallo secondo il direttore di gara, altra ripartenza del Venafro con l'errore di Valletta verso Keita. Rimessa dal fondo, anzi rimessa laterale, Bacoli gioca per Miranda, Miranda, Bacoli, Quagliarini, Mattarocci prova a girarsi sul destro, bravo Valletta a stoppare e il pallone a far ripartire i suoi, il tocco poi per De Prete, Bacoli chiude senza troppi complimenti. Prete sul punto di battuta, Valletta chiede a Nardolillo di fargli spazio, infatti lui ottiene il pallone, si riabbassa poi Nardolillo, il tocco è però per Keita, raddoppiato come voleva Armando Pozzi, questa volta da Bacoli, esce tanto Mattarocci, rientra Enzo De Vincenzo.
Prete per Valletta, Quagliarini prova ad arrivare sul pallone, si gira Keita, il tiro finisce fuori. Dal punto di vista tattico forse perde qualcosa anche dal punto di vista della mobilità, ma il numero 10 quando riesce a calciare fa molta paura agli avversari. Quagliarini, De Vincenzo a scavare per Bacoli, col tacco Bacoli prova una cosa incredibile, Prete però gli prende il campo, quindi Quagliarini esce in anticipo molto bene, poi Enzo De Vincenzo prova ad andare via, De Vincenzo butta tutti gli avversari, Prete non può fare altro che chiudere, rimessa laterale. Quagliarini, De Vincenzo, Valletta ci arriva, De Vincenzo è rimasto a terra, mette fuori il pallone Nardolillo, ha ricevuto un colpo all'altezza della coscia De Vincenzo, intervento sul pallone da parte di Valletta. Rimane a terra Enzo De Vincenzo, autore di una doppietta quest'oggi. Restituirà il pallone Bacoli mentre esce De Vincenzo come vuole il regolamento. Quando un giocatore di movimento riceve soccorsi deve uscire dal campo, fuorché non sia il portiere. Entra Capecce, Nardolillo, Valletta, Prete, Nardolillo, Prete, 1-2 cercato, non trovato, con Quagliarini che intercetta, da per Bacoli che non accompagna a servire, allora prova a tenere il pallone, lo fa bene, lo dà a Capecce che con la punta prova dalla sua posizione, non riesce, quindi Riccidiello lancia Luca a cercare Keita che colpisce di testa, esce Blasim, non c'è niente, si continua a giocare, Blasim da per a Capecce, Bacoli fa la finta, Bacoli sperando che Quagliarini fosse in posizione per poi tagliare al centro e ricevere un pallone volante di prima. Valletta, Keita guadagna spazio su Miranda e va il raddoppio Enzo De Vincenzo. Angolo per il Venafro. Nardolillo, Valletta, Rete chiuso da De Vincenzo, l'ultimo tocco è proprio di Enzo De Vincenzo, anzi no, è del giocatore con la maglia numero 7 Prete, quindi batterà Bacoli. Blasim, lancio lungo, direttamente dall'altra parte, l'errore di Blasim in fase di impostazione. Allora Nardolillo, Valletta, Prete, Keita, Miranda lo attende, Keita, Miranda, bravissimo, un giocatore della Lazio che poi da terra gli porta via il pallone, lo dà Quagliarini che può andare in ripartenza da solo, Quagliarini viene chiuso, Bacoli, si lamenta del gioco da terra Scarpitti, Quagliarini non mette in mezzo del pallone, l'ultimo tocco è anche il suo, lo sa, Quagliarini torna nella sua metà campo, intanto il primo direttore di gara ha qualcosa da dire a Scarpitti che si lamentava del gioco da terra di Miranda nella precedente occasione. Solo un chiarimento, nessun cartellino, nessuna sanzione per il tecnico degli ospiti che si chiarisce col direttore di gara. Si può riprendere, quasi 10 minuti effettivi, per la precisione 9:35 sul cronometro, sempre 4-2 per l'Ardenza Ciampino sulle Venafro in questa prima partita della fase di gironi di Coppa Italia di Serie B. Valletta, palla per Prete, Valletta cerca Keita che buca il primo controllo, Keita si gira, Keita colpisce, fa davvero tutto da solo il giocatore del Venafro. Miranda, Bacoli cerca De Vincenzo che stoppa di petto per Miranda, dice il contrasto Miranda,
c'è forse un fallo, si continua a giocare. Prete, brutta palla di Prete per Nardolillo. Capecce, Blasim, lancio lungo a cercare De Vincenzo, colpisce di testa De Vincenzo, ci arriva Riccidiello, poi cerca la ripartenza Nardolillo, tocca De Vincenzo, rimessa laterale per il Venafro. Prete, a saltare Bacoli, non riesce. Prete per Valletta, Valletta per Nardolillo. Prete da Keita, Keita conclude, difficile far male con l'avversario davanti. Angolo per il Venafro. Blasim dà il pallone a Prete, c'è un sinistro a destra e Valletta, la palla è messa in mezzo con Bacoli, grandissimo riflesso di Blasim su Nardolillo, e questa è davvero una grande parata di Matteo Blasim. Prete, Valletta, stoppa Valletta, conclude poi di poco fuori. Sempre Blasim, lancio lungo a cercare De Vincenzo che stoppa il pallone malamente, questa volta il numero 10 che invita i suoi a salire, ma le indicazioni di Pozzi sono quelle di rimanere dietro la metà campo ed attendere il Venafro, che deve recuperare 2 reti in questi ultimi 9 minuti effettivi di gioco. Sempre 4-2 il risultato. Nardolillo cerca Keita, ci arriva Miranda e mette fuori il pallone. Si rialza il pressing del Ciampino, ora si raccoglie nuovamente dietro la metà campo. Gio Fiorito, Valletta, Nardolillo, Valletta, Keita, si gira Keita, prova ad andare via, buona copertura di Miranda. Keita a scavare per Gio Fiorito che mette a terra il pallone, punta De Vincenzo, da poi per Valletta, fa il movimento Gio Fiorito, la palla arriva a Keita, Gio Fiorito, grandissima rete del Venafro che riapre nuovamente il match 4-3. Bravo questa volta Keita a fare la sponda per Gio Fiorito, non seguito poi da un angolo quasi impossibile. Il numero 4 ha freddato Blasim e siamo 4-3. Bacoli, pressione Gio Fiorito, rimessa laterale per il Ciampino. E asciugato il terreno di gioco Bacoli, Miranda, di nuovo Bacoli, Capecce, Bacoli, De Vincenzo perde il momento del dribbling, conquista comunque la rimessa laterale. Miranda gioca per Bacoli, chiede l'1-2 a De Vincenzo che si gira. Capecce va col destro Capecce, Murato, Keita in vantaggio su Miranda, Keita quasi la ottiene, Miranda bravo a tornare sull'avversario, a riguadagnare i metri di svantaggio, poi la palla per De Vincenzo che va sul destro, si accentra De Vincenzo, conclude De Vincenzo, lo murano addirittura da terra. (7:54) alla sirena, sempre 4-3 per il Ciampino. Capecce, la palla è forse per Bacoli in questo caso, e sì, a scavare all'indietro, controlla Bacoli, riceve di nuovo Capecce, quella è la posizione a cui ha fatto male al Grosseto, infatti lo sanno i giocatori del Venafro che lo attendono. Bacoli, poi la palla per De Vincenzo, Riccitiello ci mette il piede, quindi Gio Fiorito apre con l'esterno cercando Keita. Russo, Valletta, Gio Fiorito, Valletta, palla fuori misura per Russo,
Rientra Simone Mattarocci al posto di Enzo De Vincenzo. Miranda, Capecce, Mattarocci fa finta di chiedere l'1-2, poi prova ad andare via, ottiene la rimessa laterale su cui andrà Cucchi all'altezza di metà campo. Capecce, Mattarocci, Cucchi, Keita, bravo in copertura, 2 contro 1 del Venafro. Keita, salta tutti Keita, non Cucchi che la riconquista e va in ripartenza il pallone per Capecce fuori misura, e qui l'occasione l'ha persa il Ciampino, successivamente al Venafro, poi Capecce ancora sul pallone, Blasim lancia a lungo, Blasim, scorrevano i secondi, non sapeva chi servire. Riccitiello, Keita stoppa, buca però il controllo, Miranda è bravo a ottenere il pallone, a darlo a Capecce. Mattarocci, Cucchi con la suola, bene per Miranda che fa il movimento, Miranda conclude abbondantemente al lato, poi il lancio e Riccitiello a cercare Keita che stoppa benissimo, Keita, ci arriva comunque Blasime, l'uomo in meno adesso da parte del Venafro. Keita non torna, è molto stanco, Mattarocci viene chiuso, perde il pallone su Valletta, non su Miranda che la mette fuori. Fase un po' confusa da parte delle due squadre che non riescono adesso ad improntare una manovra fluida e soprattutto precisa nell'ultimo passaggio. Russo, Gigio Fiorito, Valletta, palla di ritorno per Gigio Fiorito. Keita dopo Miranda va a concludere il numero 10. Time out chiamato da mister Pozzi sul 4-3, andiamo in pausa. Termina il time out chiesto da mister Pozzi, 6:10 al termine del match, 4-3 per l'Ardenza Ciampino sulle Venafro in questo secondo tempo della prima partita della fase gironi della Coppa Italia di Serie B. Valletta, Gigio Fiorito, punta Bacoli, ci mette le gambe Bacoli, a mio modo di vedere anche oggi tra i migliori in campo. Tanto palla in movimento di Gigio Fiorito, un po' ingenuo il numero 4, perde il pallone, quindi la rimessa laterale per Capecce. Capecce per Cucchi, Cucchi conclude, strozzata la sua conclusione. Riccitiello per Prete, bene Russo, tiene in campo il pallone. Valletta, Gigio Fiorito cerca Russo, Cucchi lo chiude, ottiene anche la rimessa laterale. Ma ha toccato il numero 9 che dice al direttore di gara che la rimessa del Ciampino. Grandi applausi qui al Pala Tarquini. Bacoli, Mattarocci spinto un po' da Valletta con molta esperienza, poi Riccitiello lancia lungo per Bacoli che colpisce di testa a cercare Mattarocci, stoppa a Prete, perde il pallone su Bacoli, Bacoli col pallonetto, palla va alta sopra la traversa, era una buona opportunità da parte del Ciampino. Riccitiello, Prete e Russo, anzi Gigio Fiorito, Valletta, Russo, fa tutto da solo Russo, da Valletta, Gigio Fiorito, perde il pallone, Capecce, si conquista la rimessa laterale. Chiede un altro pallone Denis Capecce, sta arrivando dal cronometrista. 4:59 al termine della partita. In palio 3 punti fondamentali per la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia di Serie B. Per il momento si sta giudicando l'Ardenza Ciampino contro il Venafro.
Russo cerca Keita, esce Capecce in anticipo, poi Keita, tocca per Valletta. Russo chiede il movimento a Gigio Fiorito, contro movimento di Gigio Fiorito che ottiene il pallone e poi la deve buttare fuori sulla pressione del Ciampino. Sta per arrivare credo il time out da parte di Scarpitti che ha la lavagnetta in mano. 4:30 sul cronometro al termine del secondo tempo. Palla per Capecce, ci arriva Riccidiello, poi Miranda, tocco per Bacoli, stoppa bene Bacoli, dà bene per Mattarocci che si rialza, punta Gigio Fiorito, Mattarocci, Simone Mattarocci contro Gigio Fiorito, va via Mattarocci ci mette le mani Riccidiello, rimane a terra degli Scapecce, la palla poi arriva a Keita che prova a saltare i due avversari, Keita se ne va, trattenuto da Miranda, cartellino giallo sacrosanto per il numero 13. È rimasto a terra degli Scapecce, aiutato a rialzarsi adesso da Valletta. Uscirà Capecce, entrerà Giulio Quagliarini. Si rialza l'ex albano. Entra Quagliarini. Attenzione al calcio di punizione. Sono un destro e un sinistro sul punto di battuta. Si tratta di Gigio Fiorito e di Valletta. Due uomini in barriera avuti da Matteo Blasim. Si tratta di Quagliarini e De Vincenzo. Keita a fare schermo al portiere avversario. Gigio Fiorito mette dentro il pallone, non c'è il tocco di nessuno, anzi sì, di Miranda, è calcio d'angolo. Chiama lo schema a Gigio Fiorito. Russo può far blocco forse per Valletta, e la palla è proprio per Valletta, l'1-2, Gigio Fiorito, il gol del pari del Venafro che pareggia i conti qui al Polo Tarquini, è 4-4, rete di Gigio Fiorito, sbuca il pallone ed inganna anche Blasime, è parità. Saranno 4 minuti davvero difficili per entrambe le squadre, un punto forse non serve a nessuno, 3 punti servirebbero a tutte e due, e come, per fare un bel passo in avanti nel mini girone da 3 squadre. De Vincenzo punta l'avversario, da per Bacoli, si rialza il ritmo del Ciampino che vuole ritornare in vantaggio. Quagliarini per De Vincenzo, sbaglia lo stop De Vincenzo, il tocco però di Gigio Fiorito e dunque rimessa laterale. Quagliarini, Bacoli, Cucchi a dare dinamismo all'azione del Ciampino, va sull'out destro, prova a crossare, Russo ci mette le gambe in scivolata. Quagliarini, scusate, Cucchi per De Vincenzo. De Vincenzo prova a girarsi, Riccidiello intercetta, lancio lungo di Riccidiello a cercare il taglio di Prete che non riesce, quindi Quagliarini, Bacoli, Cucchi, Bacoli, carica il sinistro, se la porta sul destro, dà per Cucchi, fa spazio poi Bacoli, Cucchi per Quagliarini, lo stop di destro, il sinistro di Cucchi per Yuri Bacoli. Quagliarini stoppa, ma la mette il pallone, un calcione poi a Gigio Fiorito, si continua a giocare, mette via il numero 4. Bacoli cerca De Vincenzo, la sua traccia centrale non riesce a raggiungere il numero 10, entra anche Capecce, se ne va Quagliarini, mette forte in mezzo del pallone dentro, il tocco di Gigio Fiorito, calcio d'angolo per l'Ardenza Ciampino, mentre Gigio Fiorito chiede l'aiuto, esce il numero 4 che ha subito un colpo, ma forse crampi per lui, ha fatto una grande partita. Sta per entrare Palumbo. 2:43 al termine del match, sempre 4-4 tra le due squadre. Quagliarini all'indietro per Capecce, chiede il pallone De Vincenzo, Quagliarini fa il movimento, c'è il fallo di Valletta
e calcio di punizione per l'Ardenza Ciampino. Si rialza Quagliarini, entra Bacoli che di solito o calcia o chiama lo schema. Attenzione a Bacoli, ha chiamato proprio il cambio in questo momento Pozzi. Forse si cerca un blocco per far uscire Cucchi. È così la palla indietro per Cucchi. Matteo Cucchi, schema perfettamente riuscito dell'Ardenza Ciampino. 5-4, doppietta per Cucchi. Ultimo time out del match è chiamato da Scarpitti, 2:36 da giocare, 5-4 per Ardenza Ciampino, passata nuovamente in vantaggio con Matteo Cucchi, mentre si prepara l'uomo con la maglia bucata, il portiere di movimento sarà Prete. Gio ferito, Prete. Gio ferito, Valletta. Gio ferito pressato, in difficoltà. Il Venafro De Vincenzo a porta sguarnita, salta l'ultimo giocatore. Poi Valletta ci mette le gambe, dà per Gio ferito che prova ad andare da solo, la palla poi per Keita che prende spazio. Keita si ferma, la dà all'indietro. Arriva la palla a Prete, De Vincenzo poi calcia a mettere fuori il pallone. Alla sirena, 5-4 e calcio d'angolo per l'Ardenza Ciampino. Quagliarini all'indietro per Capecce, perde campo ma guadagna secondi il Ciampino. Capecce chiede a De Vincenzo di abbassarsi e infatti ottiene il pallone Enzo De Vincenzo, bravissimo, spalla alla porta, prova ad andare via, resiste all'avversario. De Vincenzo può metterla in mezzo, ottiene il calcio d'angolo tra gli applausi del Palatarquini. Bacoli mette in mezzo per De Vincenzo, non si trova poi il pallone, la palla arriva comunque da Capecce. Quagliarini chiede l'1-2 a De Vincenzo, trova la coscia di Valletta. Bacoli, Capecce, Bacoli, De Vincenzo guadagna campo il numero 10, bravo Gio ferito a chiudere. Bacoli mette in mezzo per De Vincenzo, Valletta ci arriva, la palla poi per Russo, Russo per Gio ferito, cerca la ripartenza il Venafro ma non riesce. Il pressing del Ciampino non permette neanche il portiere di movimento agli avversari, che ancora con Valletta cerca un'azione personale, la palla poi per Gio ferito, il lancio lungo a cercare Keita, buca Quagliarini ma non ci arriva Keita, tiene il pallone in campo Blasim che poi la fa sua. Capecce sbaglia il passaggio, Russo intercetta Valletta, non apre, prova il sinistro Valletta, anzi no, adesso per Gio ferito, mette in mezzo il pallone, fuori misura per Russo che si arrabbia. Un minuto al termine, 5-4. Quagliarini, Blasim, lancio lungo a cercare De Vincenzo, è fuori misura però il numero 24. Sta per entrare il portiere di movimento, il CTL. Bacoli conquista il pallone, Bacoli! Era tutto buono, si mangia il gol che avrebbe chiuso il match, poi non arriva sul pallone, Keita potrebbe girarsi, Keita! 5-5 del Venafro, questa partita non finisce mai, di nuovo in parità con Keita. ...44 secondi al termine, 5-5, tutto da rifare per l'Ardenza Ciampino. E adesso è Pozzi che prova a vincere il match col portiere di movimento.
giocano Cucchi e De Vincenzo. Capecce, Bacoli, Capecce, Quagliarini, Capecce, Cucchi, Capecce, 33 secondi, Capecce e Quagliarini. De Vincenzo cercato e trovato. Bacoli, 20 secondi al termine, Quagliarini all'ultima palla il Ciampino, Capecce, 17 secondi, palla per De Vincenzo, si accentra De Vincenzo, deve andare da Capecce, la palla va fuori, esce Bacoli, rientra di corsa Blasim. Palumbo, lancio lungo, colpo di testa di Russo, 10 secondi al termine, interviene Quagliarini, la palla per Cucchi, Capecce, 7 secondi al termine, va via Capecce, porta via il pallone, 2 secondi al termine, può cacciare Capecce, lo fa Capecce, ma c'è stato un fallo del direttore di gara. C'è prima il calcio di punizione, c'è il calcio di punizione prima della sirena. È calcio di punizione per l'Ardenza Ciampino a 0 secondi dal termine. Situazione surreale qui al Pala Tarquini. Capecce si è guadagnato il fallo prima che fischiasse il direttore di gara per il suono della sirena. Ultima opportunità, verosimilmente ci vuole un tiro di prima di un sinistro da quella posizione. Sono addirittura 3 gli uomini in barriera. Giustamente non può essere toccato il pallone per uno scarico. Francamente è molto difficile fare gol da quella posizione. Vanno tutti sul secondo palo a coprire il portiere avversario. Va Capecce, il tiro di Capecce sbatte addosso alla barriera e finisce 5-5 tra Ardenza Ciampino e Venafro. Partita bellissima in cui il Ciampino è stato sempre riacciuffato dagli ospiti che alla fine portano a casa un punto.